5 uomini e 4 donne. L'Altro Veneto Ora Possiamo si presenta a Treviso. Laura Di Lucia Coletti è la candidata presidente sostenuta dalla lista trevigiana. I candidati vengono dalla società civile, operai, impiegati, insegnanti e pensionati. Il programma ruota attorno a diritti e beni comuni dei veneti, no all'austerità e alla corruzione. Una lista ecologista e solidale la definiscono, che chiede più autonomia per il Veneto. Il nostro slogan è contro appunto il partito unico del cemento e delle tangenti e per una storia di diritti e beni comuni che possiamo realizzare insieme. Tra i candidati al Consiglio regionale anche un imprenditore, un 65enne presidente degli editori del Veneto, Danilo Zanetti. Io penso che il Veneto sarebbe, non lo è, sarebbe una fonte molto importante, la cultura e il turismo, no? Che viene trascurato a favore invece di costruzioni di autostrade, superstrade, cemento. Salute, scuole, suolo e turismo, questi punti di forza del programma dell'Altro Veneto Ora Possiamo. La volontà è quella del cambiamento, per superare una maggioranza e un'opposizione che sono diventati un regime, spiegano i candidati. Gli altri in lista sono Mara Armellin, Barbara Cinel, Renato Marotto, Antonio Pontello, Michele Solviati, Giulia Princivalli e Silvano Lazzarin. Ho l'hobby dell'apicoltura che mi consente di monitorare il territorio, che mi consente di evidenziare le lacune di un sistema liberista sempre più sfrenato, che fa gli interessi delle multinazionali e non della gente, non dei lavoratori.